Ma che tappa è stata? Ma che tappa è stata? Fantastico, uno spettacolo assurdo in quel di Loreto alla Tirreno Adriatico, una tappa disegnata in maniera perfetta da RCS, la classica tappa dei muri marchigiani, che offre sempre uno spettacolo assurdo. Peccato, peccato veramente per Matteo Fabbro che poteva conquistare la sua prima vittoria in carriera con un'azione veramente spettacolare. Ma Mathieu Van Der Poel, che corridore è Mathieu Van Der Poel, veramente assurdo. Tra Van Der Poel e Van Aert non so chi sia più forte, veramente due fenomeni assurdi. Buon pomeriggio a tutti amici appassionati di sport e ben ritrovati su Mogliarino Sport Channel. Io sono Alessandro, sono qui per parlarvi appunto della settima frazione della Tirreno Adriatico 2020, la tappa dei muri marchigiani. Fuga che fa molto fatica a partire, parte dopo 60 km, corse a una velocità veramente assurda, intorno ai 47-48 km all'ora di media, e parte questa fuga di 14 corridori che comprende appunto Fabbro, comprende Mathieu Van Der Poel, con il compagno di squadra De Bond che ha lavorato tantissimo, Visconti, Ballerini, Campenarz, Guerreiro e tanti altri corridori comunque validi. Da dietro c'è il forcing dell'Astana, soprattutto con Manuele Boaro che cerca di tenere la fuga con appunto un distacco non troppo eccessivo per aprire le danze con un attacco di Oscar Rodriguez, seguito da Patrick Conrad, da Battistella, da Carl Fredrik Hagen, da Matthew Holmes, da Benjamin Thomas, insomma diversi corridori fuori classifica hanno provato ad attaccare anche come punto d'appoggio per i capitani, mentre davanti grossa selezione sugli scatti soprattutto di Ruben Guerreiro, veramente molto ispirato quest'oggi, con Fabbro e Van Der Poel che sono parsi nettamente i più forti della fuga assieme appunto al corridore della Jef Drapac. A 27 della conclusione esplode la corsa sia davanti con Matteo Fabbro che se ne va in solitaria sullo strappo di Loreto, mentre dietro arriva lo scatto secco di Jakob Fuglsang. Jakob Fuglsang che fa subito una grandissima differenza e costringe la formazione del leader Simon Yates, ovvero la Mitchelton Scott, a lavorare duro per cercare di riprenderlo. Tra l'altro con il supporto anche di Oscar Rodriguez riesce a prendere un gap veramente ottimo sul gruppo e riesce a ravvicinarsi tantissimo sul gruppo inseguitore di Fabbro composto da Van Der Poel, Guerreiro, Samitier, Tusveld e Visconti. Fulsang si tiene la sua ruota, poi staccando tutti gli altri sulle salite varie, riesce a tenere la ruota Matthew Holmes e Benjamin Thomas, ottima prestazione dei due corridori che sono riusciti a tenere le ruote di Fulsang. Fulsang che mentre si stava ricongiungendo proprio al gruppetto di Van Der Poel scivola, perde circa 15-20 secondi e dunque appunto ricongiungimento che tarda e questo cambierà tantissimo appunto la gara perché Fulsang fosse rientrato su Van Der Poel sarebbe stato veramente un'ottima mossa per il danese e invece con questa scivolata si è trovato ad essere nuovamente attardato. Davanti Fabbro continuava a guadagnare su ogni tratto in salita ma a perdere parecchio in pianura dato la collaborazione dei 5 corridori all'inseguimento e dato il fatto che Fabbro essendo un corridore molto minuto è uno scalatore puro dunque in pianura fa molta fatica ma quando poi la strada si impenna appunto in piedi sui pedali riesce a fare un ottimo ritmo. Da dietro appunto scatta Guerreiro seguito da Mathieu Van Der Poel, quindi ancora una volta i tre protagonisti sono sempre gli stessi e purtroppo ai meno 200 metri Mathieu Van Der Poel con veramente un'accelerata pazzesca riesce a riprendere e a passare purtroppo Matteo Fabbro che verrà superato anche da Guerreiro per la seconda posizione. Dunque vittoria per Mathieu Van Der Poel, il campione olandese, davanti a Ruben Guerreiro, Matteo Fabbro. Seguono primo del gruppo Wilco Kelderman che ha preso qualche secondo di vantaggio grazie a un attacco appunto sullo strappo finale di Loreto con pendenze veramente molto molto dure intorno al 15 addirittura 18% per un brevissimo tratto con Fulsang che comunque riesce a chiudere in seconda posizione per quanto riguarda i big tanti distacchi seppur minimi comunque tanti buchi di 2-3 secondi quindi classifica generale che cambia leggermente con Simon Yates che comunque dovrebbe essere riuscito a mantenere la sua maglia appunto di leader e domani se la dovrà vedere con Maika e Geraint Thomas per quanto riguarda la cronometro con Geraint Thomas che potrebbe recuperare su appunto il connazionale della Mitchelton Scott.
Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, mi piace, commento, mi piace iscrivervi, seguirci anche sulla nostra pagina Instagram, noi ci vediamo con un prossimo video sulla Formula 1 e sul Tour de France.